Oggi si riparte con una serie di audizioni molto rapide che vadano a riconfermare la volontà del territorio e di tutte le sue rappresentanti della necessità di istituire questo presidio di giustizia. Con la visita del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari al nuovissimo tribunale di Bassano, mai entrato in funzione, si torna così a sperare nella riattivazione del Palazzo di Giustizia, visto però in un'ottica molto più ampia come Tribunale della Pedemontana, quello che sarebbe l'8° tribunale del Veneto, che andrebbe a interessare 70 comuni, 3 province, Vicenza, Padova e Treviso, e 550.000 abitanti. Ostellari ha dato 6 mesi di tempo. Ci saranno degli incontri che saranno appunto collegiali, uno riguarderà tutti quanti i sindaci di questi 70 comuni, parimenti ci sarà un incontro con tutte le associazioni di categoria di tutti questi territori interessati, lo stesso per gli avvocati, lo stesso per i magistrati. I magistrati saranno sentiti direttamente dal sottosegretario, tutti questi incontri saranno coordinati dal Ministero e all'esito ci ritroveremo in sede di comitato per l'istituzione del Tribunale della Pedemontana per capire insomma la volontà del territorio. A quel punto la voce sarà forte e univoca e la politica non potrà che ascoltarci. A proposito di avvocati, fiducioso anche Francesco Savio, già presidente dell'ex Ordine degli Avvocati di Bassano, quando ancora funzionava il Tribunale di Bassano. Colui che assieme ai colleghi tanto si è battuto affinché il Palazzo di Giustizia di Via Marinali non venisse soppresso dall'opinabile processo di riordino della geografia giudiziaria. Si può anche sperare, non voglio illudermi più di tanto visti tutti gli anni passati finora, però mi pare che la volontà è stata manifestata in termini abbastanza chiari, almeno da 2 partiti, quindi direi che sono moderatamente fiducioso. Qui adesso si dice ci vuole più personale amministrativo, ci vogliono più magistrati per migliorare il servizio giustizia, il PNRR serve anche a questo, bene, non occorre neanche farlo il Tribunale, c'è già. Quindi a costo zero basta mettere i magistrati qua anziché a Padova, a Treviso e a Vicenza.